Buongiorno, ben ritrovati. Siamo in diretta come ogni giorno per raccontarvi le notizie del nostro territorio e torneremo a parlare della tragedia di Trevignano di ieri, dove è morta Marica Visentin, 50 anni sotto gli occhi della figlia di soli 10 anni. Ci sono delle novità da un punto di vista giudiziario, 2 persone probabilmente saranno indagate, ma ci collegheremo fra poco con il nostro Lucio Zanatta e andiamo però subito a Montebelluna, dove ci sono delle novità invece per quanto riguarda la bambina di 17 mesi che aveva avuto un malore 5 giorni fa, e ce ne parla la nostra Lina Paronetto, che si trova assieme a Francesca Pezzo. Lina, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Sì, è finita nel peggiore dei modi, ma disgraziatamente, come purtroppo si cominciava ad aspettarsi. È morta nella notte all'ospedale di Padova, era ricoverata in cardiologia pediatrica la bimba di 17 mesi, come dicevi tu, poco meno di 1 anno e mezzo. Lavenda Odiode, questo è il nome della piccola, di origini nigeriane, terza figlia di una coppia che abita nelle case che vedete alle mie spalle. Siamo in via Trevignano a Montebelluna. Lunedì mattina era scattato l'allarme poco prima delle 8, la piccola era stata trovata in arresto cardiocircolatorio nel suo letto. I genitori avevano immediatamente chiamato i soccorsi. La situazione era immediatamente apparsa molto seria. Erano arrivati automedica e ambulanza dall'ospedale di Montebelluna, era stato richiesto l'intervento dell'elicottero, l'elisoccorso aveva trasportato a Padova la bambina. I medici qui erano riusciti a far ripartire il battito cardiaco, ma non era chiaro naturalmente lì per quanto tempo fosse rimasta in assenza di ossigeno la piccola, che arrivava da un parto prematuro, quindi tutta una serie di problematiche già legate a un quadro clinico pregresso, che potrebbero essere legate a quello che è successo lunedì mattina. La piccola è arrivata in condizioni disperate di fatto all'ospedale di Padova lunedì, e nella notte il decesso, le macchine che tenevano diciamo il corpo ancora vivo con il battito, ecco, ma il cervello evidentemente aveva subito dei danni molto significativi, così probabilmente altri organi, ma su questo si verificherà, sono state staccate. La Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un fascicolo sull'episodio, come è da prassi naturalmente, per consentire tutti gli accertamenti di rito. Sono i carabinieri che si occupano di questo caso, appunto coordinati dalla Procura della Repubblica, perché vengano eseguiti tutti gli esami utili anche naturalmente per capire quello che è successo, anche a favore degli altri 2 fratellini della bambina e dei genitori, che purtroppo sono in questo momento alle prese con un lutto infinito, sono chiusi in casa con dei conoscenti, dei parenti. Di certo per Montebelluna una notizia che non si sarebbe mai voluta apprendere. Abbiamo sentito poco fa al telefono il sindaco Adalberto Bordin, che ci aveva già manifestato la vicinanza alla famiglia e il dolore per l'accaduto. Direi che con Francesca Pezzo per il momento da Montebelluna, Daniela, ti restituiamo la linea, pronti a richiederla se avremo aggiornamenti. Grazie davvero a Lina Paronetto, grazie anche a Francesca Pezzo per questo collegamento, e continuiamo con la cronaca, perché c'è stata un'altra tragedia, shock a Vedelago per la morte di Gianfranco Caufin, 50enne di Albaredo, cresciuto a Vallà di Riese. A stroncarlo un malore dopo aver giocato a padel con gli amici all'Oreggia nel Padovano. Il gruppetto era entrato nel campo di gioco, si stava apprestando per qualche tiro di riscaldamento. Improvvisamente Caufin si è fermato e ha chiesto aiuto ai compagni prima di accasciarsi a terra. Uno degli amici ha cominciato a praticargli il massaggio cardiaco, mentre un altro ha allertato il 118. In attesa dell'arrivo dell'ambulanza, le fasi del primo soccorso sono state eseguite in videochiamata da un operatore sanitario, quindi la corsa disperata verso l'ospedale di Campo San Piero, dove però dopo 1 ora e mezza i medici hanno dovuto arrendersi e dichiarare il decesso. Gianfranco Caufin lavorava alla 3DZ di Castelfranco ad Albaredo. Era noto per il suo impegno nella comunità come catechista e animatore nella sagra, nell'organizzazione di eventi di beneficenza come quelli a sostegno della Città della Speranza nella società di pallavolo di Vedelago.
E continuiamo con la cronaca e ci spostiamo invece a Voltago, a Gordino, nel Bellunese, dove c'è stato un grosso incendio. Ce ne parla subito la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana, buongiorno. Buongiorno Daniela. A Frassenè, una frazione di Voltago a Gordino, ieri sera sono divampate fiamme furiose che hanno distrutto completamente un vecchio fienile da dove con tutta evidenza sembra che sia partito l'innesco di questo furioso incendio e che ha coinvolto 3 abitazioni prospicienti, di fatto rendendole inagibili. Che cosa è successo nella notte dalle 22:50, insomma attorno alle 11 di ieri sera? L'allarme è scattato al centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco al 115 e subito nella zona sono stati fatti confluire tutti i vigili del fuoco a disposizione, che sono arrivati da Agordo, Belluno con il personale permanente volontario e poi anche da Vittorio Veneto e dai distaccamenti volontari di Caprile, di Canale d'Agordo e di Gosaldo, e complessivamente all'incirca una quarantina di vigili del fuoco per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo si espandesse a tutta la contrada. Siamo in via nazionale e Frassenè è una località turistica e infatti 2 delle case che sono dichiarate inagibili, per 2 di queste case si tratta di seconde case abitate da villeggianti, mentre una di queste è abitata da residenti, una coppia con 2 bambini piccoli che sono stati già nella notte ospitati a casa di parenti e di amici. I cittadini si sono messi subito a disposizione nella nottata e c'è stata proprio scattata una gara di solidarietà per aiutare queste persone. 28 residenti sono stati evacuati complessivamente, tra residenti effettivi diciamo e villeggianti. In 17 di questi ultimi hanno potuto fare rientro nelle abitazioni, mentre gli altri, come ti dicevo, sono ospitati a casa di parenti e di amici. Le fiamme che sono divampate in questo locale adibito a fienile si sono subito estese alle coperture, ai tetti delle 3 abitazioni, bruciandoli completamente, e quindi questa mattina, oltre alle operazioni di verifica di eventuali focolai ancora presenti, sono iniziate anche le operazioni di bonifica per la messa in sicurezza degli immobili. Il sindaco di Voltago, Giuseppe Schena, è praticamente rimasto in piedi tutta la notte, come per la verità tutti gli abitanti della frazione di Voltago. Subito è stato dato anche l'ordine di evacuare le abitazioni vicine. All'interno ci abitavano persone anziane e qualcuno di questi già in mattinata ha potuto fare rientro nella propria casa. Le indagini in questo momento sono seguite dai carabinieri, mentre per tutta la notte sono messi a disposizione anche i volontari della protezione civile a Gordina e del SUEM. Fortunatamente non c'è stato alcun ferito e nessuna persona intossicata, insomma nessuno ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Agordo. È stata davvero una nottata di grande tensione, perché si è rischiato di vedere quanto accadde qualche anno fa nella frazione di Moedi Lasca di Roccapietore, quando per l'appunto un incendio simile praticamente si divorò un'intera borgata. Fortunatamente così non è stato, ma insomma la paura è stata davvero tanta. Adesso ci sarà moltissimo da lavorare, anche da capire sulla base dei rilievi dei tecnici, dei vigili del fuoco, che cosa abbia innescato questo incendio. Daniela.
Davvero a Tiziana Bolognani, noi continuiamo con la cronaca, l'avevo anticipato all'inizio di questa prima edizione perché si torna a parlare della tragedia avvenuta a Trevignano ieri, dove ha perso la vita Marica Visentin, e vediamo subito nei pressi probabilmente della casa il nostro Lucio Zanato. Lucio, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, mi trovo davanti alla casa di Marica Visentin, come vedete alle mie spalle grande commozione, ed è tutta interpretata in questi fiori che qualcuno ha già cominciato a portare questa mattina dopo aver avuto la notizia, insomma, di questa tragica morte. Per quanto riguarda invece il proseguo delle indagini sull'incidente mortale davvero unico, si diceva oggi qui in Borgato, ho sentito diversa gente, è impossibile neanche solo da immaginare. Se dovesse capitare un'altra volta sarebbe praticamente impossibile, veramente un segno del destino quello che tutti stanno dicendo, un destino maligno proprio nei confronti di Marica Visentin, 49 anni, mamma, tra l'altro morta sotto gli occhi della figlia di 10 anni. Comunque, sotto il profilo delle indagini probabilmente saranno indagati con l'ipotesi di omicidio stradale sia il conducente del furgone che la conducente, una donna ucraina, dell'auto. I due protagonisti dell'incidente accaduto proprio nei pressi dei veicoli fermi, quelli della appunto di Marica e della mamma di Marica, che era rimasta in panne lungo la strada Trevignano. Però per ricapitolare che cosa è successo, vediamo il servizio che proprio Daniela ha preparato ieri per l'apertura del nostro telegiornale. Il botto tremendo, le urla disperate della ragazzina a terra sotto il furgone, Marica Visentin, 50 anni di paese. Ad accorrere per prima una donna residente proprio vicino al terribile schianto in via Madonnette. Sono venuta fuori, ho visto 4 macchine e sentivo questa bambina che gridava mamma, 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 e ho visto il furgone e niente, ho detto mamma, ho detto grida mamma, ho detto non vedo nessuno. Poi mi sono avvicinata al furgone, ho guardato sotto, mi sono messa le mani nella testa, ho detto mamma mia, ho fatto. E però la donna non si muoveva, non dava segni di vita. Una concatenazione di eventi hanno provocato la tragedia. La macchina dell'anziano 85enne si è fermata per un guasto lungo la provinciale via Roma. Un automobilista l'ha aiutata a spostare il veicolo in via Madonnette. Poi è arrivato un residente che ha tentato di capire quale fosse il guasto. Io ho guardato la macchina, cosa che aveva. Ho visto non aveva niente, ho detto cambia il meccanico e ha detto chiamo la figlia. Perché il meccanico non rispondeva. Dopo io sono preso e sono andato a casa. Poco dopo è arrivata Marica Visentin insieme alla figlioletta di 10 anni che ha parcheggiato vicino all'auto della mamma, e proprio mentre attendevano insieme il carro attrezzi dalla parte opposta di via Madonnette, un furgone che non avrebbe rispettato il dare precedenza ha tentato di attraversare l'incrocio proprio mentre stava arrivando un Opel Corsa condotto da una donna straniera. L'impatto devastante. Il furgone, ormai senza controllo, ha proseguito la corsa fino ad urtare i due veicoli parcheggiati sul ciglio della strada di via Madonnette e travolgendo la cinquantenne. I soccorritori hanno dovuto alzare il furgone per estrarre la vittima priva di vita. La donna è morta sotto gli occhi della figlia e della mamma 85enne, entrambe con lieve lesioni e sotto shock sono state portate in ospedale a Montebelluna, così come la donna straniera, la guida dell'Opel Corsa, rimasta ferita nell'impatto con il furgone. Illeso il conducente del van, che ha cercato di ricostruire quanto accaduto. Io ero già al centro dell'incrocio, ha detto disperato ai soccorritori. Ora saranno i carabinieri a ricostruire la tragedia, l'ennesima nella Marca. Sul posto anche la polizia locale e dei vigili del fuoco arrivati con 2 mezzi. A Porcellengo di Paese la notizia è arrivata subito, lasciando nel dolore gli amici, i familiari e quanti conoscevano la giovane mamma. Appunto qui in via Baldrocco, dove appunto Marica viveva con la figlia di 10 anni, c'è veramente tanto dolore e stupore per quello che è accaduto. Dicevamo proprio un appuntamento con il destino, quello che è accaduto, perché non c'è altra spiegazione. Un appuntamento con il destino che però, diciamo così, è stato anche agevolato dal fatto che via Roma a Trevignano è una strada definita pericolosa. Allora sentiamo che cosa dicono i residenti lungo quella strada, ma soprattutto poi il commento del sindaco di Trevignano e poi linea allo studio.
Le lamiere contorti lampeggianti delle forze dell'ordine e il lenzuolo che copre la vittima all'ennesima della strada. Gli automobilisti passano, rallentano e guardano la scena di una tragedia immensa. Un incrocio pericoloso, a dirlo è il sindaco di Trevignano Franco Bonesso. Esprimiamo un profondo dolore e esprimiamo anche le più sincere condoglianze alla famiglia della signora che è deceduta in un incidente che ha dell'incredibile. Purtroppo si corre troppo forte nelle nostre strade, in modo particolare nella strada provinciale 68 dove è avvenuto l'incidente. L'incrocio è segnalato da un semaforo lampeggiante, ma ancora, ci dice, non è sufficiente. Abbiamo bisogno di maggiori strumenti per limitare la velocità, strumenti che oggi il codice della strada non ci dà. Credo che, ancorché sia appena stato modificato, abbia bisogno subito di una revisione per dare alle amministrazioni locali le strutture e la forma per installare autovelox che inducano gli automobilisti a rallentare. Non è il primo incidente in questo incrocio, ci raccontano i residenti, mai così grave, ma ci sono stati altri sinistri. E questo incrocio è proprio un incrocio, diciamo, maledetto in tutte i sensi, perché ne succedono spesso. Questa strada no, questo incrocio abbastanza. Non è la prima volta che succede qualcosa, magari non così grave, ma perché comunque anche uscendo da lì è una strada tutta dritta e basta attraversare un attimo e magari ti prendi dentro con un'altra macchina che arriva, perché qua corrono anche. Marica Visentin viveva a qualche chilometro dal luogo della tragedia, a Porcellengo di Paese, lavorava in un'impresa di pulizia. Sul posto sono arrivati i familiari della donna sconvolti. Un tragico destino, dice Katia Uberti, sindaco di Paese, che ha preso subito la notizia. L'intera comunità di Paese si stringe al dolore della famiglia della vittima. E continuiamo a parlare di incidenti stradali, ma ci spostiamo a Padova perché continuano le indagini sulla morte di Sandra Pegoraro, l'osso di 52 anni investita mentre attraversava la strada in via Ponte Vigo d'Arzere a Padova. Non sono ancora stati fissati i funerali di Sandra Pegoraro, la 52enne operatrice sociosanitaria morta 10 giorni fa dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Ponte Vigo d'Arzere a Padova. La procura ha aperto un'indagine per omicidio stradale e non ha ancora concesso il nulla osta alla restituzione della salma ai familiari e forse potrebbe disporre ulteriori accertamenti per ricostruire nel dettaglio l'impatto fatale che ha portato al decesso della donna che nel 2022 era scampata anche ad un tentato femminicidio per mano del suo ex compagno. La procura ha indagato per omicidio stradale la donna di 56 anni che la sera del 22 dicembre alla guida del suo SUV ha investito Sandra Pegoraro. Verranno visionate le immagini delle telecamere e riascoltati i testimoni dell'incidente. La 52enne è rimasta cosciente fino all'arrivo dei sanitari. Le sue condizioni però erano molto gravi e sono peggiorate nei giorni seguenti fino al decesso avvenuto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova. Una storia segnata dal dolore, quella di Sandra Pegoraro, che nel maggio del 2022 era sopravvissuta al tentato femminicidio. In carcere l'ex compagno Stefano Fattorelli, 51enne, che già nel 1999 in provincia di Verona aveva ucciso una donna con 33 coltellate. L'uomo aveva coltellato anche Sandra, sua ex compagna, che però era riuscita a salvarsi. Dopo un lungo periodo la 52enne aveva ripreso a fatica la vita normale, diventando un simbolo per le donne come lei scampate ai femminicidi e che ora sulla sua bacheca di Facebook le lasciano messaggi di addio. E questo 2025 non è iniziato davvero bene sul fronte degli incidenti stradali. C'è stato un grave incidente ieri a Loreggia, all'altezza dello svincolo sulla strada regionale 308 in direzione di Castelfranco. Nel pomeriggio si è registrato un frontale tra due auto, 5 i feriti. Un cane è stato preso in cura da un passante che era in una delle auto, lunghe code e rallentamenti sul posto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il SUEM 118. E continuiamo con la cronaca, rimaniamo a Padova, anzi nel Padovano, perché è stata una notte di violenza la notte scorsa all'ospedale di Abano Terme, dove un 24enne appena fermato dai carabinieri ha seminato il panico aggredendo sanitari e un vigilantes. È stata la notte che nessuno di noi vorrebbe mai vivere, perché abbiamo avuto un'aggressione da parte di un paziente.
Avevamo un paziente che è stato portato in area verde dalle forze dell'ordine e che dopo un po' di tempo che era ricoverato è andato in escandescenza. Si è strappato l'accesso venoso, ha iniziato a picchiare tutti quelli che trovava intorno a lui. Una furia cieca ha tentato di colpire qualsiasi cosa o persona si trovasse davanti a lui. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti nella notte tra il 2 e il 3 gennaio nel pronto soccorso della casa di cura di Abano Terme. Un 24enne fermato pochi minuti prima dai carabinieri con dell'hashish alla stazione di Terme Ugane era stato portato in ospedale perché in caserma non si era sentito bene, in preda agli effetti degli stupefacenti. Appena arrivato in pronto soccorso ha iniziato a dare in escandescenze. Fortunatamente avevamo un operatore molto in gamba, molto coraggioso, che si è messo davanti ed è riuscito a placcarlo. Senza fargli male è riuscito a trattenerlo perché in quel momento avevamo paura. Lui era fuori controllo, avevamo paura che oltre che contro di noi si accanisse anche contro gli altri pazienti che erano là. Fondamentale l'intervento di un operatore sociosanitario del pronto soccorso che nella colluttazione ha riportato contusioni alla spalla guaribili in 15 giorni, insieme ad un vigilante notturno, anche lui colpito da pugni e schiaffi. Dopo molta fatica sono riusciti a calmare l'esagitato che ha fatto in tempo a colpire anche un carabiniere. I militari infatti sono ritornati in pronto soccorso e hanno così denunciato il 24enne senza fissa dimora per l'aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo Cittadella, dove in ospedale qualche mese fa era avvenuta una violenta aggressione ai carabinieri e sanitari, questa volta al turno della casa di cura di Abano Terme, che fino a questo momento era stata risparmiata da episodi di violenza nei confronti dei sanitari, che però, come ci racconta la responsabile del pronto soccorso, spesso vengono aggrediti verbalmente. È la prima volta che riceviamo aggressioni fisiche. Purtroppo riceviamo aggressioni verbali. Le aggressioni verbali alle volte fanno ancora più male delle aggressioni fisiche perché noi ci mettiamo tanto impegno, tanta dedizione. Come si sa, nella sanità italiana i numeri sono quelli che sono. Noi cerchiamo di rendere i tempi di attesa il meno lunghi possibili e di dare il massimo dal punto di vista sanitario e dal punto di vista umano ai pazienti. Questo alle volte non viene colto dai pazienti e l'aggressione verbale è frequente. Ci spostiamo nella Trevigiano. Nella tarda mattinata di ieri i carabinieri della stazione di Villorba hanno denunciato a piede libero per porto d'armi ed oggetti atti ad offendere un 19enne del Coneglianese, il quale, sottoposto ad un controllo a bordo della propria autovettura e nel viale della Repubblica, a seguito di un'ispezione più approfondita, veniva trovato nella disponibilità di 2 coltelli della lunghezza nelle lame di centimetri 21 e 11,5 occultati all'interno del bagagliaio. Le armi sono state sequestrate dai carabinieri. E noi torniamo anche a parlare proprio di sicurezza a Treviso. Dure le parole del sindaco Conte, che chiede al governo un'azione forte sull'ex caserma Serena. Dice: sono ospitate 700 persone, sono troppe, pretendo dallo Stato le forze dell'ordine necessarie a difendere la mia comunità. Troppe volte tutti questi episodi violenti sono riconducibili a una presenza troppo massiccia di comunità straniere che non hanno alcuna intenzione di integrarsi con la nostra. Io sono assolutamente favorevole all'integrazione, lo sapete bene, è altrettanto vero che i dati ci dicono questo: la stragrande maggioranza dei reati e degli atti di violenza sono riconducibili a stranieri. Il primo cittadino di Treviso torna sugli episodi di violenza che hanno segnato soprattutto le ultime settimane del 2024, riportando in primo piano il tema sicurezza in città. Risse, aggressioni, rapine fino all'omicidio in via Castelmenardo di Francesco Favaretto, fatti che hanno creato inquietudine e preoccupazione tra i cittadini. Ma il sindaco non si ferma qui, facendo un'ulteriore considerazione a proposito dei numeri dell'ex caserma Serena. L'ultimo episodio è stata una rissa tra cittadini del Bangladesh ed indiani, ospiti della caserma Serena, alcuni ospiti di un altro centro di accoglienza, altri. Ce ne sono 700 all'interno della caserma Serena. Io credo che siano troppe persone messe insieme, troppe etnie sovrapposte, troppe abitudini e culture diverse, che rischia di diventare un mix esplosivo che si ripercuote poi nella nostra comunità e nella nostra città. Quindi dico allo Stato: se ci mandi 700 persone all'interno della caserma Serena, io pretendo che tu mi mandi anche le forze dell'ordine necessarie per difendere la mia comunità. Da Treviso al governo la richiesta
richiesta di un'azione forte, ad iniziare da un incremento della presenza di forze dell'ordine sul territorio. E poi servono poche regole chiare, rispettate da tutti, italiani e non italiani, e soprattutto serve la certezza della pena, perché chi sbaglia in Italia deve avere la certezza che paga. Oggi invece vige la certezza della non pena, perché passa questa idea che qualsiasi cosa tu combini in Italia comunque non ti succede niente, ed è un po' così francamente. Sindaco, si aspetta una risposta dal governo a stretto giro? La risposta la pretendo, però devo dire che, conoscendo la sensibilità e lo spirito di responsabilità del ministro Piantedosi, già nei prossimi giorni ci sentiremo, e l'ho invitato a venire a vedere anche il grande lavoro che fanno le forze dell'ordine. Quindi noi chiediamo strumenti per poterci difendere e regole per poter rientrare nell'alveo della democrazia e della serenità sociale che in questo momento viene un po' a mancare. Desidero unire la mia voce a quella dei tanti sindaci veneti che, di fronte a nuove tipologie di reati che vengono commessi nei loro comuni, chiedono aiuto alle istituzioni nazionali perché vengano reperite e inviate nelle zone calde più forze dell'ordine. Le parole del presidente del Veneto Luca Zaia, che poi aggiunge: rivolgo al ministro Piantedosi, ai prefetti e a tutti coloro che rappresentano lo Stato sui territori un appello affinché si faccia tutto il possibile per dare risposte a tutti quei sindaci che sui loro territori ben poco possono fare con le donne e gli uomini delle polizie municipali. Il sindaco cerca nell'immigrazione un capro espiatorio, così il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale Pelloni replica al primo cittadino di Treviso. Certamente vanno cercati delle misure per arginare questi fenomeni, ma il capro espiatorio che cerca il sindaco nell'immigrazione non è giustificabile. Bisogna incentivare l'impegno sul fronte della sicurezza per i nostri cittadini, sul fronte anche delle politiche per i nostri ragazzi, quindi per impegnarli, per coinvolgerli, per integrarli. Replica così il capogruppo del PD in Consiglio Comunale alle dichiarazioni del sindaco Conte sul tema sicurezza in città dopo gli ultimi episodi che hanno visto protagonisti cittadini stranieri. Per Pelloni gli immigrati sono cittadini preziosi, fondamentali per la nostra economia, ma vanno integrati. Un'integrazione che non può passare, secondo l'esponente Dem, solo attraverso il lavoro. Non basta il lavoro, serve la casa e serve integrarli nella nostra comunità, nelle nostre leggi e nella nostra cittadinanza. Ma quello che ha coinvolto questi episodi di insicurezza in città ha riguardato italiani, ragazzi italiani e anche ragazzi di seconda o terza generazione. E proprio per i giovani di seconda o terza generazione, spiega Pelloni, è necessario intervenire velocizzando i tempi per la cittadinanza, facendoli sentire parte della comunità in cui vivono. Spesso sono nati in Italia, hanno fatto tutte le scuole in Italia, ma che prima di sentirsi italiani per lo Stato devono aspettare i 24 anni, 25 anni. Ecco, non si può, secondo me, chiedere a un ragazzo di rispettare una comunità quando c'è questa comunità che non lo fa sentire parte di se stessa. E aprirà con tutta probabilità ad aprire la prima comunità per il recupero di minori e adolescenti violenti e autolesionisti. A realizzarla un giovane psicologo e psicoterapeuta che da Padova ha deciso di trasferirsi a Treviso, dove ha trovato sostegno dalla parrocchia di Santa Maria del Rovere. In anteprima le immagini del complesso. È un cantiere aperto, la palazzina di via Avogadro degli Azzoni a Santa Maria del Rovere. Un edificio che diventerà la prima comunità per il recupero di minori e adolescenti violenti verso se stessi e verso gli altri. È realizzarla Manuel Racchelli, un giovane psicologo e psicoterapeuta che porta in città oltre 10 anni di esperienza maturata a Padova. Chiamato a Treviso da Don Adelino Bortoluzzi, da sempre attento ai giovani e alle loro difficoltà. Così, dopo gli universitari in crisi che poi arrivano alla laurea studiando in canonica, ora la parrocchia sostiene questo progetto che vuole dare una risposta concreta al malessere dilagante che sfocia in atti violenti come quello in via Castelmenardo. Una struttura che sarà pronta ad aprile, ma che Don Adelino segue, come dimostra la visita che facciamo con lui oggi, praticamente ogni giorno, convinto che solo attraverso professionalità come quelle di Manuel si possa curare questo male oscuro che colpisce giovani e famiglie. Nascerà una comunità per adolescenti in difficoltà dagli 11 ai 18 anni con delle possibili patologie di varia natura psichica. Ma il progetto prevede anche uno spazio nella struttura stessa della parrocchia. Con la parrocchia di Santa Maria del Rovere stiamo pensando di aprire uno spazio ascolto, un centro diurno rivolto anche ai ragazzi che invece manifestano più agiti aggressivi e rivolti a una violenza che sta straripando.
quello che noi andremo a trattare non è solo l'adolescente ma tutto il nucleo familiare. Perché secondo Manuel Racchelli si cura la violenza dell'adolescente agendo sugli adulti che lo circondano, per primi genitori ed insegnanti. Non è possibile che un genitore vada in contrasto con un insegnante. È come quando a casa mamma e papà litigano. Un conto è che litigano tra di loro, un conto è che diano messaggi contrastanti al figlio. A quel punto il figlio chi ascolta? Di chi può avere fiducia? Non ha più fiducia di nessuno dei due, non ascolta più nessuno dei due. Adulti seguiti e formati quindi per indicare la strada giusta ai loro giovani. Questi adolescenti che sembrano spersi, se li si va a vedere in centro sembrano persi, non si capiscono più, sono insicuri. Di fronte a questi adolescenti, secondo me, qual è la forma più terapeutica che esiste o più forte a livello terapeutico? Riuscire a trovare quella cosa che appassiona il giovane, tirarla fuori e fargliela vivere. È così che smette di far cazzate in giro, no? E lasciamo la cronaca e parliamo dei saldi che sono partiti proprio oggi e la corsa è iniziata per gli acquisti scontati. Ce ne parla da Padova la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova e lo vedete, le strade del centro sono affollate di persone che hanno iniziato già questa mattina a fare i primi acquisti a prezzi scontati. Sono iniziati infatti i saldi in tutta la regione e dureranno fino a fine febbraio. Buone le aspettative dei commercianti che sperano proprio in queste svendite di fine stagione di rimpinguare gli incassi. Qui con me c'è Riccardo Capitanio di Federmoda Padova Ascom Commercio Veneto. Come stanno andando questa prima giornata, come sta andando e qual è la stima che come Ascom avete di questi saldi? Intanto abbiamo una giornata di sole e per i centri storici è super positiva, quindi abbiamo una prima stima che hanno dato i nostri associati di un più 4% rispetto all'anno scorso, quindi abbiamo comunque una stima nazionale di 138 euro a persona, sarà la spesa che spenderanno gli italiani, e per i padovani invece siamo riusciti, abbiamo fatto degli altri calcoli, insomma arriviamo quasi a 140 euro, quindi è un buon inizio e abbiamo 3 giorni pieni di saldo e quindi le aspettative ci sono tutte. Abbigliamento, scarpe ma anche elettronica, insomma sono tanti i settori dove si spenderà. Ci sono però, quello che è uguale per tutti, sono le indicazioni da tenere in considerazione per evitare insomma di incappare in qualche acquisto non fortunato o magari non proprio trasparente. Certo, il momento dei saldi comunque richiama il cliente nei negozi fisici perché riesce a controllare il prezzo del cartellino dall'inizio della stagione, quindi da settembre fino al momento dell'acquisto scontato, se desidera prenderlo scontato. L'indicazione principale è che nel cartellino deve esserci scritto il prezzo iniziale e la percentuale di sconto e il prezzo finale. Poi abbiamo diritto, ovviamente il consumatore ha il diritto del reso sui cappi fallati, quindi il commerciante per lo più riesce comunque a cambiare la merce anche se non è obbligato su cambio taglia o cambio scelta del prodotto. Com'è andata intanto la stagione invernale dal punto di vista degli acquisti? C'è stata un po' di ripresa? Siamo partiti bene su settembre-ottobre perché il clima ci ha aiutato, noi siamo molto legati al clima, e novembre è stato un po' più sofferente, il Black Friday ha dato quella leva in più per le vendite, e poi un dicembre che è partito un po' tardi, però alla fine è partito, insomma siamo stati molto stabili in confronto al 2023 del Natale. Grazie allora a Riccardo Capitanio, e con Padova in questa giornata di sole con i negozi affollati io restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentin. Noi continuiamo e andiamo a Marostica, dove il Leone di San Marco in piazza degli Sacchi necessita di un restauro. Il Comune avvia una raccolta fondi coinvolgendo la comunità. Vediamo dunque come coinvolgerà la comunità, il comune di Marostica. Vediamo, aspettiamo l'ora. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità e subito dopo vediamo il servizio relativo a Marostica.
Siamo tornati in studio e dunque vediamo insieme il servizio di Marostica. L'abbiamo detto, il Leone di San Marco necessita di un restauro e il Comune ha avviato una raccolta fondi. Piazza degli Scacchi di Marostica, alle nostre spalle il leone alato di San Marco, simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia. Un leone che però a oggi è malato, sta soffrendo, come il vice sindaco di Marostica, Valentino Scomazzon. Vice sindaco, quando vi siete accorti intanto che il leone alato in piazza era malconcio? Beh, diciamo che dopo le grandi piogge di maggio, durante un sopralluogo per altri interventi da programmare, ci siamo accorti un po' della situazione che ha il nostro leone, dovuto chiaramente agli ultimi eventi meteorologici, ma anche sicuramente lo smog e il tempo hanno fatto la loro parte. Adesso? E naturalmente ci siamo subito attivati e abbiamo interessato anche la sovrintendenza che è venuta in sopralluogo e nella scorsa estate abbiamo un po' concordato l'intervento, le modalità e quindi è stato fatto anche un po' un preventivo per avere un po' il costo di quello che è l'intervento. Un intervento il cui costo si aggira attorno a che cifra? Beh, noi abbiamo un preventivo di 25.000 euro sul quale stiamo cercando anche un attimino di completare la copertura economica per poter intervenire quanto prima. C'è di più, perché per cercare di riuscire a completare questi lavori voi avete avviato una sorta di crowdfunding, ovvero il coinvolgimento della città, della comunità per riuscire ad avere contributi per riuscire proprio a portare a termine questi lavori. Sì, diciamo che ci sono due aspetti. Uno è quello dei Lions che sono stati interpellati e subito si sono resi pronti a intervenire con una importante somma che adesso dovranno definire nei prossimi giorni. E l'altro è l'apertura dell'Art Bonus, per cui tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo recupero lo potranno fare naturalmente mettendosi in contatto con il comune oppure andando sul sito e vedendo quelle che sono le istruzioni da fare. Anche perché questo è un simbolo della storia della città. Assolutamente, questo è il nostro simbolo di Marostica, che testimonia la sua appartenenza e la sua devozione alla Repubblica di Venezia, che è sempre rimasta nel tempo. Oltretutto è anche uno dei pochi monumenti che sono rimasti interi dopo le distruzioni che sono avvenute dopo la caduta della Repubblica veneziana e l'arrivo dei francesi. Senta, c'è in mente anche già una data per la restituzione del leone restaurato alla comunità, alla città? Beh, allora, noi contiamo di incominciare i lavori nella primavera, verso marzo, quando le temperature sono più alte, anche perché il tipo di lavoro obbliga ad intervenire appunto con temperature più calde. Poi il nostro sogno è quello di poterlo inaugurare il 25 aprile, nel giorno di San Marco, subito dopo la cerimonia per il ricordo della liberazione del 25 aprile del 45, e poi fare questa inaugurazione. Ed ora vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qua in studio, Valentina Perin, che è responsabile dell'EMPA del Veneto. Grazie Daniela. E la ringrazio per essere qui. E parliamo del Capodanno degli animali, che purtroppo tanti sono scappati da casa, come purtroppo ormai dobbiamo registrare quasi ogni anno. Una situazione difficile, l'abbiamo detto più volte, gli animali si spaventano però quest'anno insomma abbiamo visto anche dai social tanti proprietari che li cercavano, tante richieste di aiuto e purtroppo anche tanto lavoro per loro, poi perché insomma i cani poi vengono avvistati, devono essere presi in custodia poi dai canili. Sì, per fortuna che, come dicevi tu, ci sono i social che ci aiutano e fanno vedere sia i ritrovamenti, per fortuna, ma anche i cani scomparsi. Ad oggi ce ne sono ancora tanti che devono trovare la loro famiglia. Ricordiamo l'importanza del microchip, perché è l'unico mezzo per ritrovare il proprio cane, quindi andate anche dal vostro veterinario, verificate che sia registrato, perché non sempre magari si è smagnetizzato, non è stato registrato, c'è qualche problema burocratico per cui non compare appunto la venuta registrazione della proprietà. Consiglio utile, fatelo subito. E poi, nonostante la sensibilizzazione, le ordinanze, nonostante che i sindaci, quelli più virtuosi, comunque continuano ad emettere per l'appunto ordinanze che vietano questa pratica che
Potrebbe anche essere divertente, ma fa più danni sicuramente che benefici, soprattutto per l'ambiente e ricordiamo per i piccoli animali selvatici, perché far scoppiare un botto a noi magari non crea niente, ma i piccoli animali selvatici prendono paura e rischiano di morire, muoiono sul colpo per paura. Abbiamo visto anche una lepre proprio. Certo, sì, non ci rendiamo conto dell'impatto che queste cose fanno. Volete vedere magari i fuochi? Prendete quelli silenziosi, almeno se volete proprio far divertire i ragazzini. Ci sono dei fuochi d'artificio silenziosi che non fanno il cosiddetto botto, per cui c'è la fontanella, mi raccomando poi anche per l'ambiente va ripulito tutto, perché poi ci si diverte ma non a discapito di ciò che rimane la sporcizia per gli altri, insomma. Quest'anno, Valentina, sembravano quasi di più gli animali fuggiti rispetto all'anno scorso, almeno rispetto anche insomma, a quello che abbiamo visto dai social, sì, diciamo quasi di più. Che non c'è un numero, nel senso che non c'è una statistica sicura. Sicuramente la sensibilità è aumentata e sicuramente i social oggi fanno da giornale immediato nei ritrovamenti e nelle scomparse. Però è drammatico che un proprietario di un animale, pur sapendo cosa accade ogni anno sistematicamente, che le ordinanze vengono disattese, che ci sono i soliti, scusatemi il termine, cretini che magari vicino alle case, anche dove ci sono degli anziani, continuano a sparare questi botti, non li mettano in sicurezza, perché sappiamo che è una giornata all'anno, teneteli in casa, fateli uscire solo se accompagnati al guinzaglio, ma evitate che si spaventino al punto tale da fare anche delle azioni che normalmente non fanno nel loro giardino. Se stanno tranquilli nel loro giardino a fare la passeggiatina, questo magari non avviene se c'è un colpo forte che li spaventa, ovviamente. Tanti proprietari, l'abbiamo detto, che sono alla ricerca, alcuni li hanno trovati, altri no, che sono alla ricerca dei propri animali, soprattutto i cani, sono quelli che in realtà fuggono, anche se poi ci dicevi gli animali selvatici che purtroppo poi sono morti, e l'abbiamo anche visto durante la notte di Capodanno. Cosa può fare un proprietario? Sappiamo che di solito si chiama il canile della propria città, però insomma non è detto che siano proprio in quella città, perché poi molte volte vengono prelevati magari da chi vuole aiutarli e poi vengono spostati di città, quindi il consiglio, Valentina, qual è? Allora, il consiglio è, intanto chi li ritrova li deve mettere in sicurezza, perché purtroppo capita anche che persone di buona volontà fanno la foto il cane che scappa, però sarebbe bene, ovviamente pensando prima alla tutela e quindi essere certi di ciò che si fa della persona, tenerlo confinato. Quindi se è vicino al tuo giardino si apre la porta del giardino della recinzione, si chiude e si tiene confinato, in modo tale che si chiamano i cinovigili, perché la parte incaricata al ritiro degli animali sono i cinovigili. Se si vuole si fa la foto su Facebook, si pubblica, si posta soprattutto nei gruppi legati al paese di ritrovamento. È stato utilissimo in assoluto Facebook in questo periodo, o comunque tutti i social, però evitiamo cose, foto o segnalazioni, sta scappando, che viene ripostata dopo ore e ore e ore, e quindi non si ha la vera condizione di dove si trovi l'animale in quel momento. Ecco, e il proprietario cosa può fare per cercare di ritrovare il proprio cane? Allora, mettere dei volantini vicino a casa con la foto, segnalazione, soprattutto la data della segnalazione, è molto importante, i social, come abbiamo già più volte detto, e chiamare il canile di riferimento, il canile sanitario. Tornando al discorso di prima, il canile sanitario chiama il proprietario se ha il microchip. La prima verifica da fare se è effettivamente assegnato. Il vostro veterinario ve lo può dire in pochi secondi, in pochi minuti, ma è un'azione importante, perché magari noi siamo convinti che il microchip c'è, ma per qualsiasi caso fortuito magari non è più abbinato alla famiglia col numero di telefono, o semplicemente è cambiato il numero di telefono e non è più quello, visto che lo cambiamo spesso oggi, quello che era abbinato al numero inizialmente registrato. E soprattutto il canile di riferimento è in contatto poi con altri canili nel caso, oppure perché se magari una persona l'ha trovato, non so, a Treviso e si è spostato a Mestre, faccio con il cane magari per metterlo in sicurezza, quindi viene spostato a Mestre, in quel caso come può fare il proprietario? Allora, il microchip viene rilevato in tutta la regione. Perfetto. Quindi quello
ribadisco proprio a spada tratta che è l'unico mezzo per cui anche il canile di Mestre, Venezia, eccetera, possono ricondurlo al proprietario. Però questa è la pratica. Ecco, nel Trevigiano ci sono ancora tanti cani nel canile scappati, che tu sappia, in queste giornate, perché poi fra l'altro noi parliamo del Capodanno, ma insomma i botti sono andati avanti anche nei giorni successivi, ecco. Allora, che noi sappiamo, purtroppo anche ci sono dei cani che ancora non sono stati restituiti perché le famiglie non sono qui, perché magari lo deteneva un'altra persona, la nonna, la zia, eccetera, non conoscendo le abitudini ha sottovalutato la cosa, per cui sta aspettando ancora che la famiglia arrivi. E è la famiglia stessa, quindi il proprietario, che può andarlo a ritirare. Non sono tanti, per fortuna, qui abbiamo un'altissima assegnazione di microchip e di proprietà, però ribadisco, le ordinanze sì, grazie a questi sindaci che le fanno, però purtroppo vengono sistematicamente disattese. I cittadini per quella mezz'ora, ora o durante il giorno, e sanno che soprattutto difficilmente vengono multati, perché se anche senti il botto non sai dove andare, o a meno che non vedi proprio la persona in quel momento, vengono disattese. Per cui bisogna pensare alla sensibilità, all'intelligenza del proprietario. Ci dicevi anche tanti animali selvatici, purtroppo noi abbiamo visto delle foto purtroppo brutte di una lepre e non solo. Tanti animali selvatici che anche qui non ci può essere riscontro, nel senso che un piccolo passero che muore, non verrà fatta l'autopsia, nessuno sa che muore, però in realtà è una strage ogni anno. Pensiamo a un piccolo pettirosso. Che botto sente, che paura trae, cioè sono tutte comunque suoni che loro in natura non sentono, sono tutti suoni che soprattutto in modo prolungato creano veramente una situazione di terrore per questi animali. Quindi lasciando adesso questo purtroppo fatto dei botti, parliamo di adozioni, dopo invece parliamo anche di un altro argomento interessante. Ci sono tante adozioni, ci sono persone, e ribadiamo sempre persone che poi vogliono detenere un cane, vogliono insomma, a vita, esatto, non che dopo 3 mesi si stancano, ecco. Ci sono ancora parecchie persone? Ce ne sono tante, c'è tantissima sensibilità, fortunatamente ci sono anche tante persone che hanno capito che acquistare un cane si può fare ma con determinati requisiti etici, per cui se io voglio acquistare un cane è una pratica ovviamente noi la consigliamo, a patto che si vada a vedere dove viene detenuto, come viene detenuto e soprattutto si conoscano bene le caratteristiche sanitarie. Da noi invece tutto questo è già perfetto, tu ci conosci Daniela, e abbiamo appunto il veterinario, facciamo dei corsi anche per i cani difficili, perché purtroppo il nostro problema oggi sono i molossi e tutti quei cani molto difficili. Anche a novembre abbiamo fatto 2 giorni di corso per i volontari, per le persone che volevano approcciarsi all'adozione di un molosso, quindi quei cani che sono meravigliosi se ben gestiti. Certo. Prima di andare in pubblicità e chiudere, e tu hai fatto, sei andata all'estero, e per cosa? Ce lo spieghi? Allora, sono andata a vedere le realtà dei centri di recupero di animali appunto selvatici all'estero, in Centro America, e soprattutto una riserva di alligatori, non coccodrilli, perché sono molto differenti. Per conoscere questi animali da vicino e soprattutto portare avanti una campagna che si occupa di non utilizzare questi animali, perché oggi abbiamo tutto, la moda ha portato a dei risultati eccellenti di tutti i tipi di tessuto, che non servono, di certo. Non servono gli animali, non servono le pellicce, anzi sono molto vecchio stile se uno vuole essere un po' più modaiolo, e quindi diciamo che conoscere ti porta, così anche come conoscere i cani, le razze, a scoprire come veramente si può puntare al meglio per loro, alla salvaguardia. Che cosa hai trovato in questo centro di recupero? Allora, ho fatto due step, quello appunto dei coccodrilli, degli alligatori, scusami, mi sbaglio sempre, e un altro centro di recupero dove appunto venivano presi gli animali illegalmente, quindi detenuti al centro di recupero, quelli sequestrati illegalmente, e anche qui si capisce come l'uomo può arrivare a fare cose aberranti. Per esempio c'era un puma senza le unghie, perché questa persona lo deteneva in casa perché piaceva il cucciolo di puma, però
poteva graffiare e gli ha proprio estirpato tutte le unghie, cioè proprio tolte completamente. Tra l'altro ti avvicini e fa le fusa, un gattone gigante che fa le fusa, totalmente indifeso e totalmente snaturato rispetto alla meraviglia di un felino che è in libertà. E poi un lemure che è un animale grande così, che ormai aveva molto anziano, e anche a lui avevano tolto tutti i denti, perché sennò poteva mordere. Allora decidi di di comprare un animale di questo tipo per tenerlo in casa e per togliergli i denti. Purtroppo questa è una problematica che abbiamo in un altro tipo, con altri tipi di animali, ovviamente però anche da noi, nel senso che ogni tanto c'è qualcuno che decide così di acquistare animali. Ma tipo per esempio i rettili. Ecco, i rettili soprattutto, effettivamente. I rettili per esempio, o pensiamo semplicemente, banalmente, alle famose tartarughine. Le tartarughine delle sagre, che dopo... Cosa facciamo della tartarughina quando cresce o il bambino si stufa, eccetera? Finisce dove? Il Sile è invaso dalle tartarughe, che non sono tartarughe autoctone, perché la gente le molla. Guardiamo al parco a Treviso, al parco degli alberi parlanti, cioè praticamente ci sono, fortunatamente sono contenute, ma quelle zone d'acqua piene di tartaruga. Cioè, liberarle lì significa stravolgere il nostro ecosistema. Cioè, quindi la gente acquista le tartarughe e poi Certo. Per fortuna però il Comune di Treviso, per esempio nella loro nuova ordinanza, vietano in premio gli animali, per esempio alle giostre non ci sono più in regalo, in premio, i pesciolini rossi, tartarughe, perché... Diciamo, se una persona vuole avere un animale in casa deve essere consapevole e decidere: lo voglio perché posso tenerlo, non posso tenerlo, e avere tutti i requisiti. Tartarughe, ma ripetiamo, ci sono anche persone che purtroppo prendono, acquistano, abbiamo sentito rettili, insomma, che poi, voglio dire, sono anche pericolosi se non tenuti in una certa maniera. E questo poi diventa una problematica, abbiamo visto anche di rettili che scappavano, poi diventa un problema anche a livello comunitario, insomma. Certo, dell'ecosistema, a parte della persona che magari si trova un rettile che non è abituato comunque all'esterno, quindi purtroppo hanno anche una vita molto breve. Per fortuna anche su Facebook adesso, per esempio i pappagallini quando scappano c'è proprio un circuito di ritrovamento, quindi parliamo di sensibilizzazione in questo caso, anche dei piccoli volatili. Ecco, quindi è cresciuta la sensibilità da parte dei cittadini un po' in tutti gli animali, abbiamo visto? In modo esponenziale, sì. Perché secondo te questo, Valentina? Perché intanto ci sono molte più famiglie con gli animali, e perché ci sono molti più servizi, per cui una famiglia non è limitata che non può andare al ristorante, anzi oggi si trovano i cartelli: io qui sono il benvenuto. Una volta c'era l'adesivo fuori dalla porta, il divieto di. Oggi invece io sono il benvenuto. Quando si parla tra amici viene sempre fuori comunque l'argomento dell'animale, perché è proprio una parte della famiglia. Oggi al ristorante si va anche col proprio cane. Ecco, per chiudere vogliamo dare consiglio ai cittadini, per chi volesse un animale, che sia un cane, un gatto, un pappagallo, un rettile, anche se insomma sono animali che difficilmente poi si riescono a tenere se non in certe... Diciamo i piccoli animali, quindi i criceti, i conigli. Il consiglio, perché anche i criceti poi da uno, quando uno ne prende due... Ma pensavo che si trovano con 18 criceti, appena successo anche recentemente. Ecco. E poi diventa un problema perché non si possono più tenere e quindi diventa davvero un problema. Ecco, il consiglio da dare, Valentina, un po' per tutti. Allora, il consiglio è: affidatevi a un'associazione che vi segue nel percorso che dovete fare, nel percorso di adozione, nelle problematiche. A volte ci tacciano per severi, ma non è questione di essere severi, è questione di essere consapevoli, quindi sapere dove vogliamo arrivare, che animale è più adatto a voi, perché magari a volte si arriva con vorrei un cane cucciolo, ma piuttosto che un cane cucciolo, pensa a un cane adulto già formato, bravo, che non ha queste problematiche, che puoi portarti direttamente a casa, che ha già delle abitudini, perché ricordiamo che tutti i nostri cani comunque sanno andare al guinzaglio, fanno delle esperienze in modo tale che possono essere portati a casa e star bene.
hanno noi come riferimento per le problematiche, hanno già uno stile di vita, un'alimentazione, tutto l'aspetto sanitario perfetto, insomma è un grande valore aggiunto. Ringrazio davvero Valentina per essere stata con noi, Grazie speriamo di averla ancora qui come ospite. Io mi fermo per qualche istante di pubblicità e poi torno subito in studio perché ci sono altri argomenti da trattare. Pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, andiamo a Vicenza, il 2024 di Fidas Vicenza, donazioni stabili ma più 15% di nuovi donatori. Anno alle spalle che si è chiuso con un pareggio delle donazioni di sangue rispetto al precedente, con oltre 28.500 donazioni effettuate. Anno complesso, ha rilevato il presidente Fidas Vicenza, in quanto l'entrata in funzione del nuovo sistema regionale di prenotazione delle donazioni ASSOWEB ha provocato non pochi disagi, mettendo a dura prova la tenuta delle donazioni. Ma dal mese di agosto in poi, rodato il sistema, il gap è stato recuperato ed è stato registrato anche un 15% in più di nuovi donatori. Il 2024 è stato un anno faticoso, complicato, perché il nuovo sistema ASSOWEB regionale, praticamente il nuovo sistema di prenotazione da parte dei donatori e delle associazioni, ci ha messo a dura prova. Ma grazie al grande lavoro dei responsabili associativi, di tutti i volontari e alla dedizione e alla disponibilità dei nostri donatori e donatrici, possiamo dire che chiudiamo l'anno quasi in pareggio. Altra notizia molto positiva per la Fidas Vicenza è il numero dei nuovi donatori e anche di quelli riattivati. Abbiamo circa un 15% in più rispetto all'anno scorso. Sono numeri esaltanti perché significa che il lavoro dei nostri responsabili associativi, dei nostri volontari sul territorio è veramente positivo. Un 2025 che vedrà la Fidas Vicenza impegnata su più fronti. Il 2025 è un anno in cui ci vedrà impegnati su vari fronti. In particolare avremo il congresso di Lecce, con il quale Fidas Vicenza è gemellata da più di 40 anni, quindi è un congresso nazionale ma molto particolare per la nostra federata. Poi il 14 di giugno avremo la giornata del nuovo donatore. Abbiamo iniziato l'anno scorso e ha avuto un ottimo risultato, lo faremo anche quest'anno, lo faremo a Zuliano come sede, quindi verranno premiati i neodonatori che hanno fatto la prima donazione nel corso dell'anno precedente. Poi sarà la volta del progetto Metti in moto il dono, che l'anno scorso ha visto partecipare oltre 190 motociclisti e non mancheranno le consuete attività nel territorio, con l'obiettivo di incentivare le donazioni di sangue raggiungendo più persone possibili dai 18 ai 60 anni, età utile per diventare donatori. E vi presento subito gli ospiti che abbiamo qui ora in studio. Marco Della Pietra, sindaco di Spesiano, Fratelli d'Italia. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E Antonella Tocchetto del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. E buon anno. Tanti auguri. Allora, partiamo dalla notizia, insomma, che non è, ci diceva il sindaco, non è proprio una notizia, però raffica di multe lungo la Pontebana proprio dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, quindi sicuramente molte più sostanziose, diciamo. No, ma io temo che questa sia una notizia fuorviante, nel senso che ho letto anch'io stamattina, sono stato chiamato ieri dai giornali e ho rilasciato il mio pensiero in ordine a queste multe. In realtà le multe noi non le facciamo perché non le possiamo fare da maggio, visto e considerato che gli apparecchi mobili per la contestazione delle velocità non sono omologati e quindi noi assieme ad altre polizie municipali dei paesi limitrofi abbiamo deciso che fin tanto che non ci diranno che sono omologati, multe non ne facciamo più. Per cui quelle multe che avete visto, che avete letto stamattina, le 1000 multe in Pontebana, sono le multe fatte fino a maggio, quindi nei primi 5 mesi dell'anno, ma al di là di questo sono comunque un'inezia rispetto a quelle che si potrebbero fare, per cui per me è un bel modo per dire alla gente che noi le multe non le facciamo per fare cassa, le facciamo se serve, perché 1000 multe in Pontebana, tenete conto che se noi accendiamo un Velox per un'ora in Pontebana ne facciamo 100 in un'ora
in 5 mesi ne abbiamo fatte 1000, capite bene che significa non voler far cassa. Noi in un anno facciamo circa 700.000 euro di sanzioni e credetemi, con 26.000 veicoli ogni giorno che passano sulla tua strada è davvero poco, e lo facciamo perché appunto non vogliamo vessare, ma vogliamo fare prevenzione. Le multe che vengono fatte sono, al di là di queste per l'eccesso di velocità, che comunque è un eccesso di velocità corposo, non è un eccesso di velocità di 5 km all'ora, questo ve lo dico, certo. Vengono fatte per passaggio col rosso, e viva Dio, se uno passa col rosso è giusto che venga punito, per revisioni non scadute e quindi non fatte, che per l'amore di Dio può scappare al singolo, però è grave altrettanto, e poi la cosa secondo me più grave, che davvero lì non avrei remore a fare multe anche più alte, è quella della mancanza dell'assicurazione. Lì si rischia e si mette a repentaglio anche la vita degli altri, per cui insomma. E ci sono ancora persone che... Noi ne facciamo, la stragrande maggioranza delle sanzioni che facciamo adesso, anche perché non abbiamo la possibilità di fare laser, proprio perché stiamo attendendo da un anno che ci dicano cosa fare, le facciamo per revisioni scadute e soprattutto per mancanza di assicurazione. Ecco, insomma, multe, tante, poche o quelle che si faranno necessarie. Abbiamo visto purtroppo ieri l'ennesima tragedia della strada, ormai non sappiamo più, non c'è giorno in cui non riusciamo a parlare di incidenti stradali. Ieri gravissimo, dove una mamma ha perso la vita davanti agli occhi della figlia di 10 anni, una tragedia immensa, purtroppo anche lì una mancata precedenza, ma non solo, perché poi l'avete sentito, probabilmente indagata anche l'autista, l'automobilista della Opel, che è finita contro il furgone, perché il furgone aveva già attraversato la strada. Insomma, è una situazione davvero complicata sul fronte incidenti stradali. Abbiamo finito un 2024 male, lo abbiamo iniziato ancora peggio. Allora, ha ragione il sindaco che bisogna sfatare la questione di fare multe per far cassa. Certo, fanno bene i comuni, perché i comuni sono un po' in difficoltà, ma devo dire la verità, stamattina io mi sono alzata con una telefonata di un mio amico che in 5 sono schiantati e per fortuna sono salvi, la macchina è da buttare via. Poi per quello che riguarda venire qui mezz'ora fa, io vado abbastanza piano, poi ci sono gli autovelox anche qua, anche se non, come dire, magari funzionanti, e 2 persone mi hanno suonato perché andavo a 70 all'ora. La gente è molto distratta e questo non va bene, per cui gli incidenti succedono perché la gente è distratta, è sopra pensiero, utilizza il cellulare, che a quel punto io toglierei l'auto per 20 anni, perché questa è la realtà dei fatti, e in più il sindaco dice bene che molti fanno la revisione, ma a me la revisione che mi scade il 1° febbraio, mi sono arrivate 4 lettere, non credo che sia l'unica a non essere, come dire, soggetto a comunicazione. Mi è arrivato da quello delle ruote, dalla mia concessionaria, cioè 4 lettere mi sono arrivate, quindi anche quello vuol dire non voler spendere i 100 euro, i 200 euro che purtroppo sono necessari. Aggiungiamo l'assicurazione, che è un fatto gravissimo, però seppur il codice della strada è molto rigido, l'ultimo che è entrato in vigore adesso, devo dire la verità che stamattina, solo camminando in centro a Treviso, ho beccato 4 automobilisti, tutti e 4 con il cellulare in mano, che peraltro, voglio dire, ormai le ultime auto hanno tutti il Bluetooth, per cui insomma bisogna veramente... ed erano auto nuove, perché erano dei SUV, uno peraltro non si accorgeva che io stavo attraversando la strada e mi stava prendendo sotto in centro a Treviso, non voglio dire a Mansuè, nel senso che eravamo magari una strada scorrevole oppure quelle che interessano appunto Spresiano. Quindi attenzione a quando si guida, attenzione che le auto sono delle armi in mano. E io penso che la multa economica sia anche una prevenzione, per quel poco che si può fare, degli incidenti che avvengono nella maggior parte delle cose per questioni di disattenzione. Dunque, proprio per chiudere questo argomento di cui veramente abbiamo parlato anche troppo a volte, di persone che guidano e sono distratte e guidano col cellulare, per chiudere, questo nuovo codice della strada può essere una svolta oppure no? Ma allora è un codice molto rigido, sicuramente adesso la gente ha più paura, per cui si sta organizzando anche con i taxi, perché se bevi un bicchiere di birra ti tolgono la patente praticamente.
Però insomma io lo trovo anche molto molto repressivo. Certo che serve, però bisognerebbe fare anche un'educazione seria e soprattutto credo che sarebbe quasi ogni 10 anni, oltre che la revisione dell'auto che si fa ogni 4 o 2, dipende dall'età dell'auto, fare anche una revisione del soggetto che guida, questo sì. Quindi è molto repressivo, non so se alla fine diminuirà effettivamente gli incidenti, lo vedremo nell'arco di 6-7 mesi, Certo. quando si può fare il primo bilancio. Sindaco? Ma io sono scettico, ma sono scettico non in ordine al fatto che debba esserci comunque una funzione sanzionatoria assolutamente, questo non è imprescindibile assolutamente, però ecco il fatto che ci siano pene così severe, ancorché non vengano causati sinistri di un certo rilievo o non si configurino certi sinistri, io credo che sia iniquo. Mi spiego. Se io ho 0,56, mi fermano con 0,56 e non ho, allora, mi hanno fermato su una strada dritta, adesso ho la sospensione di una settimana e la patente, mi pare, adesso non so quanta roba è, e poi vengo trattato alla stregua di un tossicodipendente di lunga data perché devo andare a fare la pipì al CERT una volta al mese. Allora, mi pare un po' iniqua la cosa. Secondo me bisognerebbe assolutamente mantenere un certo tipo di sanzione, magari ecco, dare la possibilità di fare i controlli, perché io lo dico sempre, adesso non lo so voi, quante volte vi hanno fermato per fare il palloncino? A me mai. Ecco, una mai e l'altra una. A me hanno fermato un paio di volte, sì. Adesso che ho detto mai, in tanti anni, in tanti anni, sì. A me una volta in 30 anni, quindi la possibilità che ti fermino, adesso sto parlando dell'alcol, perché Certo. prendo ad esempio l'alcol, però è remota. Solitamente i controlli quando vengono fatti di venerdì e di sabato, difficile che un martedì sera. Allora dico invece, diamo la possibilità ai comuni, alle forze dell'ordine e a chi è deputato a fare i controlli di poterli effettivamente fare. Magari diamo sanzioni meno gravi qualora non si configurino appunto incidenti di un certo tipo, e magari ecco che forse si riesce ad arrivare, perché guardate che tanti sanno che la scampano, no? Poi è vero che quando ti blindano, altra cosa secondo me da non sottovalutare è il fatto che comunque quello 0,50 è un po' così, cioè fa un po' sorridere, perché un bicchiere di birra. No, ma a parte quello, ma poi allora o metti 0 e allora tutti i commercianti e anche i tassisti e anche i mezzi pubblici troveranno un'altra linea. Oddio, i ristoranti penso venderebbero di più con lo 0, perché almeno sai che uno va, beve e poi torna a casa in taxi o in altre maniere. Però ecco, ho visto che negli altri paesi europei, vedi l'Inghilterra per dire, dove consumano parecchi alcolici, anche magari superalcolici, no? Già alle 6 del pomeriggio al pub, hanno creato delle situazioni, vuoi quello che non beve e che fa quello di lavoro, vuoi quello che va via col monopattino, se lo porta dietro e poi lo carica nell'auto e guida l'auto della persona a portare a casa. Insomma, credo che non ci manchi l'inventiva e la creatività eventualmente per dire bene è 0, così sai che nessuno beve quando si mette alla guida. Allora, io non so, io prima ho visto, perché oltretutto ci avviciniamo alla Befana cambiando argomento e per una cosa un po' più, insomma, così più leggera, diciamo, assolutamente degli incidenti stradali. E non so se ce l'abbiamo ancora, chiediamo alla regia, non ce l'abbiamo, vediamo se si può collegare magari fra pochi minuti la nostra Vanessa Banzato, vediamo se si può collegare. Intanto noi allora ricominciamo a parlare invece di argomenti seri, poi vediamo se abbiamo la nostra Vanessa sullo schermo. Allora, parliamo invece di sicurezza, perché è uno dei temi. Parliamo della città di Treviso, è uno dei temi che sta insomma infuocando la polemica non solo politica, ma anche insomma cittadini che sono preoccupati, perché comunque girare per Treviso purtroppo, lo dobbiamo dire, non sempre, non tutti i giorni, ma purtroppo diventa complicato quando ti trovi di fronte a queste baby gang. Non l'abbiamo, perché ci dicevano sempre no, non si può dire baby gang, non ci sono, purtroppo ci sono, è inutile dirlo, ci sono gruppetti di ragazzini, minorenni o meno, che insomma creano non pochi problemi a Treviso. Antonella. Allora, il sindaco dice più forze dell'ordine, ma allora secondo me è un falso problema, perché qui
la questione è molto complessa perché bisogna sicuramente trovare delle soluzioni corali. Noi come opposizione abbiamo detto e ci siamo messi a disposizione del sindaco per collaborare in un aiuto coordinato, tutte le forze politiche, come dire, dal prefetto al questore, insomma, per fare un tavolo ampio, perché il problema è che questi ragazzi è vero che ci sono e tra l'altro io ho lo studio in via Castelmenardo, luogo noto per quello che è successo per il ragazzo che purtroppo è morto. Ci sono però due questioni molto forti. Intanto la vendita della droga in giro, e quindi in questo modo qui, se ci fossero magari anche più vigili che girano, non servono tante forze dell'ordine, serve un corpo dei vigili che giri, lo sta già facendo, però magari intensificare questo. Secondo, la vera arma in questo momento qua, che è la più pericolosa, è quella che hanno i cocci di bottiglia. Non hanno più i coltelli, hanno i cocci di bottiglia, facilmente acquistabili in qualsiasi supermercato. Prendo la birra, la spacco e uso con quello. Quello è pericoloso, guardate che anche a Ponte della Priula è successo. Ecco, ma quindi che cosa si può fare? Perché più forze dell'ordine oppure, ormai l'abbiamo detto tante volte, pene più certe, perché lo sanno, purtroppo vengono fermati e poi io penso rilasciati. Che ci vogliono anche dei sistemi di, come dire, non solo di controllo ma anche di gestione del territorio che non sia solo repressiva, ma sia anche di cercare di recuperare questi ragazzi, trovare le modalità per riuscire a parlarle. Non dico che ci vorrebbero gli assistenti sociali nelle piazze, però bisognerebbe trovare un modo che non sia solo la repressione, perché la repressione cosa porta? Sicuramente vanno in carcere, in alcuni casi, come nel caso appunto della morte del ragazzo, ma poi alla fine, se non sono realmente colpevoli, escono e riparte tutto da zero. Bisogna trovare un modo di convivenza sociale che sia anche, come dire, di aiuto a situazioni di difficoltà, perché il vero nodo, e io lo vedo anche in via Castelmenardo, perché via Castelmenardo è diventata così il centro dell'attenzione? Perché nella zona, diciamo così, di Piazza Borsa, dove c'erano più gruppi che si riunivano, adesso c'è il presidio con una macchina e quindi questi si sono spostati in zone adiacenti, meno difficili, ma la stessa stazione è così. La stazione ha questi problemi qua. Io credo che la repressione per ora non è servita a molto, bisogna trovare una soluzione sicuramente diversa, non facile ma diversa, ma i cocci di bottiglia sono un problema realissimo. Questo è sicuro, visto che l'abbiamo visto in tante risse. Sindaco, ci vuole cosa a questo punto? Perché insomma il sindaco Conte era stato molto preciso e insomma ha detto bisogna avere più forze dell'ordine sul territorio. Si parla però, purtroppo, e questo poi lo chiederò anche a Antonella, intanto lo chiedo a lei, si parla insomma di baby gang, per lo più insomma l'abbiamo visto proprio sulla carta, molti sono ragazzi di seconda generazione, di prima generazione, dice questo potrebbe essere un problema perché è difficile riuscire a parlare con loro, quindi che tipo di... Allora, io credo che sicuramente si debba avere il giusto equilibrio tra le cose, maggiore così, maggiori risorse in ordine alle forze dell'ordine credo che male non facciano, ma mai in generale. È chiaro che vedere una città blindata e militarizzata come non siamo mai stati abituati a vederla fa un po' specie. Io stamattina sono passato perché dovevo fare una commissione in centro ed ho trovato diverse pattuglie della polizia che fermavano lì in via Roma, proprio all'ingresso, no, del... Per cui sì, diciamo che noi non ci eravamo abituati, forse vivevamo in una realtà che non era quella delle grandi città, dove invece in realtà a Roma ci sono le camionette dell'esercito già da molti anni. E quindi male non fanno. È chiaro che serve anche una politica educativa o rieducativa. Io non sono convinto che sia sempre applicabile, nel senso che se tu hai ucciso una persona con un coccio di bottiglia, gli hai dato 12 pugnalate prima, ho difficoltà, che poi si possa fare, non lo metto in dubbio, però
ho difficoltà, ecco, a credere in una funzione riabilitativa no, rispetto a certi soggetti. Rispetto a tanti altri invece assolutamente sì. Quando dico tanti altri di quelli, perché ricordiamolo sempre. So che sembra quasi citare il sindaco di Treviso, ma non lo è, cito il sindaco di Spresiano, la stragrande maggioranza di ragazzi sono sani, anche quelli di seconda generazione, e questo ve lo posso assicurare. A Spresiano è così, noi forse abbiamo subito, tra virgolette, un certo tipo di fenomeno anni prima che lo subissero tanti altri paesi, perché a Spresiano c'è stata una forte ondata già negli anni passati, no, di immigrati. E cosa abbiamo fatto? E non è merito mio, perché è merito di chi c'è stato prima e ancora prima di me e ancora prima. Hanno adottato delle politiche di integrazione e anche dei progetti che hanno permesso comunque di arrivare in maniera diciamo non perfetta ma buona, ecco, ad un buon risultato. È chiaro che anche lì comunque abbiamo i nostri problemi, io infatti guardo quelli di Spresiano prima di guardare quelli degli altri, però ecco, magari l'abbiamo vissuta prima e chi invece non ce l'aveva e pensava fosse tanto distante, in realtà poi se l'è vista arrivare. Quindi una domanda, quindi siccome la situazione è una situazione, possiamo dirlo, in questo momento a Treviso è una situazione un po' di emergenza, nel senso che i cittadini sono effettivamente spaventati nel camminare a Treviso quando ti trovi questi gruppi di ragazzini hanno 17, 21 esatto, che ti si parlano davanti ed è difficile poi, soprattutto parlo anche di persone fragili, ma non solo, perché in realtà non solo gli anziani ma hanno paura gli stessi ragazzini e come dici tu sani, ragazzi normali. E purtroppo però ci sono questi gruppetti e bisogna trovare una soluzione in qualche maniera, quindi che soluzione si può? Io credo che appunto la maggior parte anche di questi gruppetti qua sono in qualche maniera redimibili, diciamo così, no? Se si adotta una politica corretta. È chiaro che si deve fare squadra, perché è vero che non sono tutti di Treviso, ma questo esula un po' il problema sì, è un palliativo dire non sono di Treviso, se poi dopo il reato viene compiuto a Treviso, voglio dire, no? E quindi sì, bisogna adottare delle politiche che permettano la repressione sicuramente, ma anche insomma, la pena mi pare che no, l'avvocato me lo insegna, ha una funzione sia punitiva ma anche riabilitativa, no? Deve esserci una... Quindi sì, però bisogna agire, perché altrimenti è sempre peggio. Guardate che se non fosse morto il ragazzo, adesso stiamo parlando di un'altra cosa, ve lo dico, in realtà c'è stato un omicidio, e quindi anche il discorso baby gang, io ero uno di quelli che diceva non chiamiamole baby gang fino all'anno scorso, e adesso ripeto, una ferocia tale, un'uccisione di un ragazzo, insomma. E come diceva Antonella, insomma, utilizzano adesso, siccome i coltelli poi sono sequestrabili, ovviamente, utilizzano cocci di bottiglia che sono altrettanto pericolosi. Mi pare che anche in zona lì da te lui è stato ucciso, con il fatalità, ci sono sempre dei supermercati vicino, no? A dove si mettono, c'è il Conad, certo. E di là c'era il PAM, certo. no? Perché comunque c'è la possibilità. Aggiungo anche una cosa che va valutata bene. Io a settembre sono stata con Nessuno Tocchi Caino in carcere e era tanti anni che non andavo, perché non facendo penale, avendo smesso di far penale, facendo solo civile non ci vado mai, però ho visto tanti giovani dentro, ovviamente 22, 24, ma che non facevano niente, cioè la riabilitazione, anche quando questi ragazzi vanno poi nelle strutture carcerarie, deve passare attraverso quello, perché se noi li lasciamo lì, li chiudiamo in una stanza a 6, ma non facciamo una riabilitazione anche di insegnargli un mestiere, cioè recuperarli proprio a 360 gradi. Sì, no, ma i progetti a Treviso sono pochissimi e molti di loro lamentavano loro stessi di essere lì e guardare il muro per tutto il giorno. Ecco, bisogna anche che una repressione serva, ma nel momento in cui c'è anche, come dire, la parte correttiva, se vanno in carcere, certo, quello che ha ucciso peraltro è un quindicenne,
quello che ha sferrato il colpo mortale di questo ragazzo Francesco, lì è seria, però ci sono gli altri, sono circa una decina più o meno che sono indagati, quindi è un concorso nell'omicidio, là bisogna veramente recuperarli, però se ci fossero forze dell'ordine che girano, ma anche, come dire, operatori di strada, che adesso è un po' il termine anche superato, ma che se vedono i gruppi li avvicinano, li contattano, cercano di romperli, questo è importante perché effettivamente c'è anche lo smercio della droga, che quello attira moltissimo, perché le chetamine le vendono a 3 euro e chi dei ragazzi non ha 3 euro, e questo è il mercato di Treviso. Ecco, bisogna recuperarli. Noi abbiamo sentito insomma alcune famiglie di questi 10 indagati nella tragedia di via Castelmenardo davvero esasperate e non sapevano nemmeno come fare per dialogare, parlare, recuperare il proprio figlio, la famiglia. E voi dite invece c'è la possibilità in qualche maniera, ci sono delle politiche che potrebbero far cambiare questi gruppi, perché forse magari presi in maniera isolata forse qualcosa si può fare, perché poi in gruppo diventano davvero forza. Esatto. Sì, è verissimo quello che dici, il fatto che ci siano famiglie esasperate che non sappiano come porsi nei confronti di ragazzi che hanno oggettivamente dei problemi, perché non sono turbolenti, qua è una cosa ben più grave. Però è vero che ce ne sono tante altre invece che magari denunciano il proprio figlio. Quindi vedete, cosa di qualche giorno fa, insomma, c'è stato un papà, mi pare, adesso non mi ricordo se un papà o una mamma, che abbia denunciato il proprio figlio, per cui occorre un cambio anche culturale da questo punto di vista, non solo da parte delle famiglie, ma anche da parte magari di un vicino di casa o di qualcuno che possa notare qualcosa che non va. È vero che il giorno di ordinaria follia può esserci e quindi il personaggio qualunque ha lo sprazzo di follia e parte. Però è vero anche che tanti piccoli segnali vengono dati, specie dai giovani. I giovani non sono in grado di tenere, non hanno la maturità per tenere dentro sé. Qualche segnale lo danno sempre. Allora un appello si può fare anche agli amici stessi, perché poi dopo ci sono anche personaggi che magari un po' tumultuosi, che hanno amici invece tranquillissimi, no? E quindi ecco, l'appello che si può fare è che magari una parola in più anche da parte di qualcuno che è vicino a determinate persone che vedono che c'è qualcosa che non va, ecco, che lo facciano, che vengano anche i servizi. I servizi, cioè l'accesso ai servizi è totalmente anonimo, non è che siamo lì a dire no, ma ci ha chiamato lui, perché oggettivamente si possono salvare vite e si può anche rimettere magari in carreggiata una persona che ha abbandonato, ecco, la retta via. Sì, diciamo che non possiamo di sicuro togliere tutte le bottiglie dal mercato di Treviso, voglio dire, però l'arma della bottiglia è una cosa che veramente è il vero allarme di questi ultimi giorni, e anch'io penso che a volte i genitori in difficoltà, l'ho sperimentato anch'io per delle persone, si vergognano un po' di chiedere aiuto. Ecco, io penso che devono chiedere aiuto alle istituzioni. Se sono in difficoltà perché non riescono a gestire il figlio, perché il figlio minorenne o maggiorenne è comunque una persona con la quale non riescono ad aprire un dialogo, chiedete aiuto alle istituzioni, insomma i servizi sociali, seppur oberati di lavoro, ci sono, bisogna che veramente si faccia rete su questo e non devono aver paura, perché anche denunciare un figlio non è facile, questo ce ne rendiamo conto, però l'istituzione, la collettività ti può dare una mano, e un appello che voglio fare chiaro a tutti i genitori che magari ci stanno guardando e sono in difficoltà nella gestione del minore o del maggiorenne. Un'ultima domanda, velocissima perché siamo quasi in chiusura. Ex caserma Serena, ieri il sindaco ha detto 700 persone ospitate, etnie diverse, una situazione che potrebbe essere considerata una bomba esplosiva. Sì, certo, però
Questo è il dato dell'immigrazione, cari signori. Noi adesso il centrodestra o la destra è molto repressiva, ma la repressione significa che siccome c'è un mondo in movimento, noi dovremmo capire che questo è solo l'inizio che c'è da tanto tempo, quindi o riusciamo a gestire un'immigrazione a livello europeo, collettivo, non so come dire, ma sappiate che dalla Siria, i paesi in guerra sono tantissimi e quindi qua bisogna trovare una politica intelligente dell'immigrazione, perché come l'ho detto e chiudo velocemente, in Piazza dei Signori io il 31 c'ero e gli italiani, diciamo così, i trevigiani erano una netta minoranza, c'erano tantissime persone extracomunitarie, bravissime persone, abbiamo brindato tutti insieme. Ecco, bisogna partire da una seria integrazione, quindi saranno sempre di più, non basteranno le caserme, perché arriveranno e non c'è modo di trovare delle soluzioni diverse. Sindaco? Io credo che comunque questo sia una problematica da affrontare in ambienti ancora più alti, perché è vero che l'immigrazione, che tra l'altro dati di oggi mi pare è diminuita del 50% rispetto all'anno scorso, poi dopo anche lì bisogna valutare bene, no, i dati, no, beh, però questo è il dato di oggi, cioè, quantomeno non è aumentata ancora, no? Però c'è un flusso continuo, perché poi dopo noi guardiamo magari spesso i barconi, ma ci sono anche c'è la rotta balcanica che così porta dentro altrettante persone, per cui ecco, io credo che sia davvero da andare a fare un discorsetto un po' più serio magari in Europa e cercare di fare in modo, ecco, che anche i nuovi arrivi vengano distribuiti e si cerchi in qualche maniera di arginare un fenomeno che altrimenti davvero rischia di essere incontrollabile. Vero è che magari, ecco, dovremmo avere la possibilità, così anche noi, adesso è brutto dire di scegliere, però insomma magari qualcuno in più di meno delinquente magari a portare dentro, anche sì, e ve lo dice uno che a Spresiano, ripeto, ha avuto tantissime persone che sono arrivate, anche chi è arrivato col barcone, quella volta magari dall'Albania piuttosto che, no? E si sono integrate, sono anche piccole aziendine, c'è tutta gente che ha voglia di fare. Alla caserma Serena non so quanta gente, ecco, abbia voglia di fare questo. Diciamo che quelli integrati sono molto più rigidi di noi rispetto agli extracomunitari. Assolutamente sì. Sono molto più rigidi di noi. Ma per quello che dico, cioè noi, ecco, sarebbe quasi da dare a loro la gestione. No, è che spiace perché davvero noi esportiamo cervelli e importiamo delinquenti. Magari, ecco, sarebbe il caso di esportare cervelli, sì, e anche di importarli i cervelli. E qualcuno comunque no. E c'è anche da dire che ho visto che specie a livello ospedaliero stiamo aprendo le porte a tantissimi medici extracomunitari che guai se non ci fossero. Io ringrazio, siamo arrivati al termine, ringrazio Antonella Tocchetta per essere stato con noi, e buon anno. Marco Della Pietra, grazie davvero. Grazie. Si chiude la prima edizione, l'appuntamento è sempre per domani. Ringrazio Renato Capoia per essere stato qua con noi in regia e vi do appuntamento ovviamente per domani. Grazie davvero e arrivederci.